Egli è stata picchiata dall'ufficio dal sindic. Ma dome di resint la mappe storiche di Tisane, fatte di Antonio Banchieri dal 1934, e ha disvelata a voi Atens la presenza di una comunità ebraiche e cittadine de basse, sticciantala in sotto un capitolo pal più sconosciuto de storie locali. Banchieri all'elà da di un rilievo dal perito Antonio Antonelli dal 1646, conservate biblioteche Ioppi di Udin. Questa è una mappa che è stata realizzata con l'intenzione di fare un quadro perfetto di ciò che era la realtà commerciale e anche portuale di Tisane. E dunque hanno messo in rilievo tutto ciò che è importante e soprattutto la spietta dall'organizzazione della città, che era tripartite, per via che erano prima l'era il Cistiel, dopo l'era il Puarte e dopo la campagna. Il PON 54 delle Jende de Mappe all'identifica il ghetto ebraico, che la data c'è fino a un centenar di persone. Allora, un insieme di abitazioni di ebrei che scognivano abitare fra di loro, con un cortile al centro e i murs senza barconi all'esterno. Non potevano la fordignot e avevano di stato a questo quartiere, cioè non misturarsi ai cristiani. Difficile di quando sono arrivati i prince ebreus a Tisane. I documenti esistenti non svegliano pal più des attività che hanno portato in davanti, fino ai fin dal 1600. Gli ebrei arrivano qui, più o meno, io penso, intorno al 1100, arrivano qui per due ragioni. Una è il Puart e che l'altra è la Mude, vale a dire la dogane, così, la dogane marittime. E perché vengono qui? Perché per lavorare qui base, i cristiani non potevano farlo e allora avevano di farlo gli ebrei. E vengono qui con un contratto che si chiama condotta, un contratto che si fa prima con i cons di Gurizze, che erano i baroni di Tisane, e dopo con i vendramin. Facevano anche i miedis, facevano i pecciotars, facevano i macellars, facevano tutto ciò che era in qualche modo proibito ai cristiani. Anche facevano soprattutto il banco veneratissi, si chiamava, vale a dire prestavano in base ai cristiani perché potessero, soprattutto al commercio della SNAS, perché potessero appunto fare commercio anche con il resto del Mediterraneo. Che era un rischio che loro correvano e che dopo veniva ripagato quando la SNAS tornava in plenes in Puart. Soprattutto dopo facevano anche il servizio, diciamo così, dai pegnos. Vale a dire che la INC aveva voglia di avere un prestito, che aveva bisogno, portava robe preziose e loro in compenso godevano dai bens. Ma ciò che succedeva di spesso era che i parons, i vendramins, ogni tanto sospettavano che loro speculassero e allora facevano vendi forzatamente che i beni salì. E un'altra roba interessante che risale al 1200 e altro è che quando è passato per qui Riccardo Cordileon ha cambiato i bens proprio dagli ebrei di Tisane e così il conte di Gurizze se ne qua che era arrivato lui dalle Palestine. De comunità ebraiche di Tisane si fevelerà il 4 di settembre, in occasione delle giornate europeane de culture ebraiche, in un evento pensato e immaneato dal comune e de biblioteche. In DDV, de presenze de comunità ebraiche a Tisane, e resta la memoria storiche che ha ispirato l'artista tisanotte Lorena Chiarcos. Dopo vecchiatà per cas dal chias de chiase di famè o diez che rimandin alle culture ebraiche, Chiarcose ha scoperto che il palazzo, lì che cumò alla sede il suo spazio espositivo, e faceva parte dall'antico ghetto ebraico. Une targhe lo riguarda. Dopo la strutturazione che è venuta più manco fino agli anni 80,
Tal solar di memoria e trovato che su taulin, che non era proprio così, ma era sotto il taulin Sorilveria era un len e una stoffa verda, a cui arsevi appunto la stela. Mi sono incuriosita e hai domandato in Sir, no? E trovato che dei libri di latisane, appunto che chi sto palazzo era un punto di notaios di ebraicos. Come artista mi ha fatto venire un po' di domande, no? di alc, no? E ha incominciato anche a cercare un po' qual era che la loro cultura. E iena sude così la collezione Evoluzione. Un viaggio tes lidris, te lus e te sombrenis dall'om e de sonature. Tai mus di comunicà, attaccati une ricerche sui simboli de culture ebraiche. Ho deciso di mettere tra la mia arte, tra le ceramiche che vedin e tra le telis, le letteris ebraixis, no? L'hai deciso per sé a son un modo per cercare la gente, un modo anche per raccontare questa storia alla gente e lasciare un segno chi è la tisana nella mia storia, nella storia della mia famiglia. Tisane si prepara ai 29esima edizione dal prestigioso Premi Letterari Internazionale Tisane Pal Nord-Est, conosciute e preseate anche fur de patrie. 46 li soparis rivadis di tutta Italia, un'evore differentis per temis e contenuti. I libri in concorso saranno valutati di une giurie tecniche e di une giurie territoriali. La cerimonia di premiazione si tegnerà ai 11 di giugno. Le vere novità è che stanno i giovani dall'Isis Mattei hanno partecipato a un laboratorio di scrittura creativa e hanno fatto le loro stories, racconti e dal premi letterari sarà dedicato un momento particolare proprio ai giovani e loro presenteranno i loro elaborati. Intanto, il comune di Tisane, insieme con Chei di Bagnarie, Ciarvignan e San Giorgio dal Noiar, che fanno parte dal stesso sistema bibliotecari, col coordinamento di Damatra Onlus, e ha inviato una serie di attività per sticciare a lei. Il progetto Bibliotechis a Cil Viert è stato finanziato dal Ban Talian Citats Calein, dal Giro in bici a letturis in tai giardins, tanti appuntamenti per tornare a scuviergi il valore delle letture, fur descansis, in lux inspietats. Il progetto prevede due viaggi, uno alla Tisana in biciclette e uno in treno fino ad arrivare a Cervignan, alle biblioteche, ai giardini delle biblioteche. I viaggi saranno intervallati da letture, narrazioni di storie. Il progetto prevede anche un momento particolare dedicato agli ospiti dei case di riposo di La Tisana e sarà in bielle stagioni fuori dal giardino. Prevede anche un video in stazione dei pullmans, dei corrieris di La Tisana, con i giovani dell'Isis Mattei, per fare un video dedicato al progetto Un libro lungo un giorno.